nostri programmi sono poi terminati. Signore e signori, vi auguriamo una buona notte. Ma lo sai che è tutta la sera che ti sto cercando? Ho telefonato perfino al pronto intervento. Ma perché, mamma? Non hai sentito la televisione? No? Beh, ha detto che oggi è stato rapito un bambino, oggi pomeriggio. Sì, vabbè, ma cosa c'entro io? Sono tempi terribili. Vanno in giro a rapire bambini. Uffa, mamma, ma ti vuoi mettere in testa che ormai sono grande, che ormai ho 32 anni? Tu resti sempre il mio bambino. Dai, almeno non fatti sentire dalla servitù, per favore. Che fate lì, sciacalli? Via! Sciupare i soldi che ti do nei cinemacci di quart'ordine, in un ambiente mefitico. Le persone che ci vanno sono tutte sporche, hanno le croste. Butta via quella caramella! Adesso sai cosa ti fa la mamma? Un bel bagnetto. No, il bagno l'ho già fatto martedì, mamma. Vieni qua, Didino. Ma dai. Levati questi vestiti. Uffa, Bisognerà mamma. disinfettarli, sterilizzarli, anzi no, è meglio Ma arderli basta. e farli portare via dalla Croce Verde. Ecco, sì. Dai, mamma, per favore, non Ma esagerare. abbi perché non mi vuoi pazienza. credere? Saranno pieni di cimici. Buonanotte, mamma. Lo sai quello che devi fare domani mattina, vero Didino? Sì, Il sì. tight sulla sedia, ti ci ho messo anche la cravatta d'argento. Mamma, non so se domani avrò voglia di venire, sai. Anzi, forse domani resto a casa. Non scherzare, devi essere puntuale domani mattina. Quello è il sacramento più bello e commovente nella vita di un uomo e di una donna. Didino! Carissimi, siete venuti alla casa del Signore perché il vostro amore sia santificato da Dio davanti al ministro della Chiesa e alla Come stanno comunità. bene tutti e tre. Cristo benedice largamente quest'amore affinché siate fedeli l'uno all'altro e portiate insieme le responsabilità del matrimonio, vi arricchisce e corrobora dopo avervi già consacrato nel santo battesimo. Fernando, vuoi tu prendere la qui presente Yolanda come tua legittima sposa secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì. Yolanda, vuoi tu prendere il qui presente Fernando come tuo legittimo sposo secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì. Congratulazioni!